Finisce 4-0 per il Trastevere, che sorpassa il Giardinetti e si siede attualmente nella seconda posizione, dietro solo alla Nuova Tor Tre Teste. La squadra di stirpe schiaccia proprio quella di Marini e il primo affondo è per i locali. Nardi conduce palla al piede sulla destra, mette dentro, Vacca rasoiata e infila Gentile, è 1-0. Reazione del Giardinetti poco dopo, con De Simone, conta il rimbalzo del pallone e spara in porta, troppo alto. Al 25esimo, opportunità per Pegiso su calcio di punizione, si apre la barriera Amaranto, il pallone però colpisce solo l'esterno della rete. Dall'altra parte Pompigna sfida il difensore, lo supera, mette dentro per Vacca, Gentile risponde con il piedone e mette in angolo. L'ultima chance della prima frazione è per i padroni di casa. Canti con il sinistro trova il difensore sulla linea, poi Vacca vuole restituire il favore a Nardi che con il destro scheggia il palo. Nella ripresa il Trastevere va subito sulla doppia lunghezza, Forlini cade in aria sul contatto di Cirulli, l'arbitro fischia il penalty e dagli 11 metri proprio il numero 11 spiazza Gentile e fa 2-0. Giardinetti però non si dà per sconfitto e ci prova con i nuovi innesti. Scalanca addomestica per Di Bartolomeo che con la punta destra cerca di impensierire Cipriani, pallone però va a lato. Canti padroneggia il centrocampo, serve Di Fabio che si libera di Cirulli con una prodezza e punta destra, 3-0, firma il neoentrato Di Fabio. Allo scadere del match sempre il solito Canti, palla al piede, serve dall'altra parte Mirra che arriva puntualissimo all'appuntamento con il gol e firma il